quartiere multietnico San Pio X, in cui i cittadini chiedono delle migliorie che vanno dalla manutenzione dei tombini a quella di marciapiedi e strade. Marciapiedi e tanta pulizia deve essere fatta, perché ci sono specialmente caditoie che non vengono mai pulite, quindi c'è intasamento di foglie e starpaglie che non vengono pulite, e quindi intasano, e tante altre cose, marciapiedi specialmente, che non sono per gli anziani, diciamo, ma neanche per bambini in genere, insomma. Sono anche i tombini prima di tutto, qui ad esempio gli scorci d'acqua che quando piove o altro tendono a fare pozzanghere perché sono tutti intasati, sono anni e anni che non vengono lavati e puliti sotto e quindi hanno questa problematica. Chiedono una maggiore attenzione alla cura del verde e alla pulizia. Ordine, pulizia, spazi, i posti del parcheggio, il mercato è molto comodo, va conservato, altri servizi sono stati riportati che erano stati tolti, tipo la banca, che è molto utile. Il resto, il quartiere è servito, manca un attimino di cura in più, se lei guarda anche qui intorno si vede. I marciapiedi era sempre da camminare, era pazzesco per noi altre persone di una certa età. Dopo strade, vara buche, roba, siamo a perdere. Beh, in tanti, che sei buse, mica bicicletta, boom, la busa, e così spacco le biciclette. Tra i nodi che sempre più affliggono i centri cittadini popolosi, quello legato ai parcheggi. Riqualificazione dei parcheggi, quella zona lì di parcheggio è messa piuttosto male, questa zona qua vabbè è mercato durante il venerdì, però sì, ecco, riqualificazione delle zone di parcheggio, quello sì. Parcheggi ce ne sono pochi, specialmente nella zona della Stanga dove ci vanno a scuola le bimbe ci sono pochi parcheggi, poi le strade sono quelle che sono. Che ci fossero più controlli, che passasse più spesso anche i vigili, non so, la polizia, che ci fosse un po' più di presenza. Poi vabbè, si sa che sono impegnati un po' dappertutto, però io chiedo quello insomma.